Consiglio direttivo, riunione dei presidenti delle squadre di eccellenza e dell'ND e Coppa Italia Eccellenza. Il ricopiato calcistico è stato servito a Monastir. È stata una bellissima riunione, molto proficua, dove abbiamo dato anche delle notizie molto importanti riguardo il futuro e io spero sempre meglio per il calcio sardo e ci attiveremo e lavoreremo sempre per farlo salire più in alto. Tanti i punti su cui si è dibattuto durante l'incontro tra le società e l'intero consiglio direttivo del comitato regionale. Un confronto importante di collaborazione e crescita collettiva, aperto con i saluti dell'assessore Luca Lampis a nome di tutto il Consiglio Comunale e della sindaca la dottoressa Luisa Murru. Presentative, finanziamenti, valorizzazione dei giovani e rapporti col mondo arbitrale, gli argomenti principali di dibattito. Inattesi ma graditissimi complimenti arrivati al CR Sardegna da parte delle società per il lavoro fatto finora, simbolo di un gruppo coeso che va verso la stessa direzione. Vi ringrazio per quello che state facendo. Un'importante riunione che avrà seguito nel corso di questa bella e promettente stagione sportiva. Poi alle 15 tutti al campo di Monastir, in programma Muravera Nurese, la finale regionale di Coppa Italia Eccellenza. A trionfare i barbaricini per la prima volta nella storia, dopo un primo tempo di studio reciproco in una gara tranquilla arbitrata da Giampiero Gatta di Sassari, a sbloccare il risultato ci ha pensato Mattia Palma, classe 99, con un bel gol arrivato al secondo minuto della ripresa che ha permesso ai verdazzurri di poter alzare al cielo la coppa davanti alla tifoseria in festa.